Ma te fetto bella, palmoroso che non te ghè. Ma dammi quel specchio che adesso voglio farmi bella al cammino. Francesco, 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 Francesco. Sapendo che te piace, per ciappar fuoco mi bastaria soltanto un vaso. Chis'è che ciappa fuoco? Senti che spuzza da brusare. Ma sito ti Cecilia. Ma sito in seminia, cosa continui a girar per casa ripetendo il nome di sto Francesco? La mia, prese statito che se ripeto un sacco di volte è il nome del toso che mi piace. Dopo lui sarà mio, par sempre. Davvero? Allora proverò anche a me. Francesco, Francesco. Ciao, cara, guarda che Francesco è mio, No, perché te scaldi tanto, non ti ho parto via il tuo Francesco. Anche perché quello che mi piace a me ha un altro nome. Ti sì, sempre la solita. Te metto sempre in giro. Ma non te mi domandi mia, chi che sei? È il mio Francesco. No, corre perché tanto lo so. Sei l'amico di Giovanni e il nevoto di Asia Lucrezia che sta a Barbaran. Al tempo di vendemmia non faceva che girarti intorno e ti che avevi oggi solo che per lui ti ho guardavi in maga. Proprio lui. E lei è così forte. Forte come il mio andai in asedo. E dopo, e ha i capelli tutti rissi. Capelli rissi. Una volta forse gli avrà avuto i capelli rissi. Adesso gli ha 4 peli da riporto insieme alla testa e teniu fermi con la porcina che al primo colpo di vento gli vola via e se che vede la piazza. Ma Lavinia, ma gli altri niente? Cecilia, ho capito che l'amore è proprio orbo. Beh, lo diremo al nostro signor Pare così e saprà chi destinarte per Mario. Meglio sì che io disemo a nostro signor Pare prima che decida lui chi darmi per novisso. A proposito, posso dirti un segreto? Dime. Volia tanto andare a trovare Francesco, ma non so come fare. Ti può darsi come la zia Lucrezia montare in carrozza con ea? Che vedi, quando sei che vieni a trovarmi a zia Lucrezia? Non so. Bencio, cosa feo qua? Se io sempre io spetevo e are sì voi altri. No, zia! Se parla del diavolo, a spunta i corni, ma quando sei che ti si riva, zia? Poco fa e non ho trovato nessuno a ricevermi. Sento, zia, animo proprio qua che se domandavi, mo no, quando che te sarissi venuto a trovarne? Anzi, e come mai ciò? Perché voi dimmo sapere, no? Quando che te si sposa? Quando che me lo sposami? Beh, mi intanto avevo solo 20 anni. Hanno zero certo vecchia come voi altre. Cioè, ma a proposito, ma me fratello Ottavio, dai, ho pensato ai vostri novizi. Sempre che gli sia restato qualchedun disposto ancora a maridarvi. No, zia, non sapevamo niente. Ma io sapevo che l'altro giorno se venuto a trovarmi la mia amica d'infanzia, la Ursula, e a me racconta che Sofia Caterina la si diventa la novissa del dottore del paese. La Caterina zia novissa del dottore. Sì, cara. Ma se sei un vecchio. Vecchio? Ma se gli appena compio 60 anni! Guarda che li porta bene e gli dimostra 30. Sì, vai Asia, 30 par gamba te vorrei dire. Cosa voglio sapere gli altri? Siamo qua, signora Lucrezia. Riverisco, vostra cognata, la contessa Isabella, la vi sta aspettando in giardino. Vi saluto, vai a che vado da vostra mamma. Ciao zia! Vedi tu la vigna come che si è fatta a zia Lucrezia? Non potrei mai mi domandarvi aiuto a ea, ma mi sento, troverà lo stesso il modo di andare da Francesco
descondon. E ti, non mi dire niente a nessuno, in senso. No. Ascolta, ma chi sei che ti piace? Conte Vincenzo. Ma credo che a lui piace un'altra. E chi sarà sia st'altra? La fiola del notaro Bressan. Sì, va, quella che ha le gambe baie e quando ti accanta in chiesa, la, fare una calandra. Ma guarda che qui che piace Vittorio è il fradeo di Vincenzo. Ma sei tu sicura? Che ha le gambe baie, a camassa, a che passa un can con la fassina in bocca. E devo dire, se ti sei sicura che ti piace Vittorio? Perché in tal caso gavaria qualche speranza su Vincenzo. Francesco. Signorine, contessine, la vostra mamma l'ave manda a dire che domani arriverà qua vostra nonna, la contessa Ersilia, per passare qua con voi altre le feste di Natale. Le feste di Natale? Ma se siamo appena in ottobre. La sei in anticipo d'un scherzo? Allora ci passa avanti con gli auguri. Sì, ma la gavarà pensare che sta meglio qua con noi altri che casa con quella bisbetica di zia Lucrezia. A proposito, Maria, si andrà via la zia Lucrezia? Sì, per fortuna. Signora Mare. Non mi hai sentito la Maria, che arriva la nonna Ersilia. Sì, mamma, ma non capivo come mai che avviene qua così presto. Manca ancora 2 mesi a Natale. Ma Gaia va a rufare quasi a Lucrezia per caso? E osa siorpare il megadito che arriva domani. Ma che non sta tanto bene. Uffa, a me passate a sentirla nonna Ersilia. Dime cara, che ti trova il moroso? Chi sei detto sorella che si sposerà per prima? Ma saremo stufe e agre a furia di sentire sempre le solite domande. Abbiamo ancora la rizzapazza dall'ultima volta che si sta qua. Non stai pensare mai sa adesso avanti. Sì mamma, ma tu sai di come che si è fatta la nonna Ersilia? Ne fa venire il latte, in tise noci. Ma lo sapevi che avevo e ben no? Sì mamma, mamma, lo lo sapemo, sì. Signora contessa, riverisco. Stamattina sono andata al mercato e c'era la gente che diceva che un uomo tornato dall'America che ha fatto fortuna e che sta cercando una certa Isabella. E per cosa mi dici tu a me? Scusa, si chiama Isabella? Sì, che ne chiamo Isabella, ma mi... non conosco nessuno che si andà in America. Non capivo. La sera di smentegare del ponte Marco Roventa che poteva a forte. Beh, adesso vado in cucina. Ma guarda qua sempre tutto in disordine. Le serve non fa niente, la Maria non fa niente, nessuno. Vado in cucina.